i nostri 10 anni sono solamente 10, ma ne abbiamo ancora tanti altri. Però qui a Rimini abbiamo trascorso insieme 10 anni e lì ci sono tutte le maglie dei campionati. Poi abbiamo anche fatto altre cose. Generalmente nella mia filosofia di pensare allo sport, in Italia succede questo, che si mettono sempre in mostra quelli lì che chiacchierano e quelli che lavorano da un anno all'altro per organizzare primi di campionati, San Benzano, chi più ne ha ne mette all'interno della WISP, passano in secondo ordine. Quindi io vorrei ringraziare Mario Tanganelli. Ed effettivamente due che già lavorano. Paolo Bella e il presidente regionale della regione Toscana, Fabrizio Giorgetti. Devo dire ancora un'altra cosa perché è importante per noi della WISP. Questo è il 10° anno che siamo a Rimini, per 9 anni non ho problema di dirlo, anche politicamente, e non me ne frega perché io ho fatto delle battaglie anche sul mio territorio, a dispetto di tutte, anche di Santi. Per 9 anni non abbiamo avuto mai il piacere di vedere un rappresentante della WISP di Rimini. Quest'anno c'è un personaggio nuovo che si è dimostrato una grande persona che crede nello sport, Unione Italiana, sport per tutti. Per 2 giorni si è passata in piazza Fellini a montare i campi di minigolf per far giocare le persone. Lino buongiorno a tutti, primo ringraziamento al vostro staff dirigenziale e d'obbligo, visto anche il tipo di organizzazione che è sottoscritto qui a Rimini, insomma non è la prima volta che assiste a delle manifestazioni a livello nazionale. In questo sport sono ormai 30 anni che ci vivo, ci faccio attività, però io credo che il mio ringraziamento vada innanzitutto, come faccio sempre anche dalla mia Lega, agli atleti che fanno sì che si costruiscono queste società e da queste società derivano questi tipi di dirigenza. Perciò il primo ringraziamento va all'atleta, in quanto anche come WISP, voglio dire, è cittadino, e noi come WISP siamo quelli più attenti allo sport per tutti, iniziando dal cittadino. Cosa dire, una bellissima manifestazione. Io, come ho già detto in altre occasioni, appunto ringrazio Paolo in prima persona di aver scelto in questi anni sempre Rimini, e mi auguro che possa continuare questo tipo di rapporto, un rapporto chiaro da migliorare, perché chi mi ha preceduto secondo me non ha dato attenzione a questo tipo di evento. Il mio rammarico più grosso è che questa attività nel mio comitato non è diciamo a un livello che meriterebbe qui, insomma, in questa zona, visto anche l'opportunità del mare. Tra l'altro dice che non è mai tardi per iniziare, c'è sempre tempo. Mercoledì sera eravamo io e Paolo in hotel, erano quasi l'una di notte. Lui era al computer e stava vedendo tutte le squadre dal 2004 a oggi, per vedere le squadre più affezionate alla WISP che hanno sempre partecipato ai vari campionati, perché si voleva dare un ricordo a tutte queste squadre. Però ci sembrava una cosa, molto probabilmente si dava la targhetta e finiva lì.
ci è venuta l'idea lunedì notte, poi con qualcuno già ne ho parlato. Sarebbe bello nel prossimo futuro, ottobre, novembre, quanto possa essere, con le squadre che hanno 10, 8, 9 anni, di venire qui a Rimini su tutte le categorie. Io l'ho chiamato una 16 ore di pallavolo tra il palazzetto e qualche altra palestra. Il programma mio subito che è benvenuto di trovarci intorno alle 6 del sabato, di comprare salame, prosciutto, formaggio, quello che se ne vuole, si gioca e si mangia, poi si rigioca fino alle 12 del successivo, troveremo un locale, perché è la cosa più bella che si possa fare, di mangiare tutti insieme nella maniera, premiare le squadre che hanno diritto e poi andare a casa. Questo vi faremo passare un documento a tutte le squadre, che vogliamo poi sentire un attimino la vostra opinione. Io ho 2 o 3 squadre piemontesi, so che mi hanno diritto, ve ne ho parlato, mi sembra che siano abbastanza entusiasti. Un altro lavoro che è stato fatto per ricordare i 10 anni, è stato creato un dischetto con tutte le fotografie, viene dato un dischetto per ogni squadra. Ora, sul mio territorio io non richiamo i campionati, lo sport per tutti, gli ultimi sono come i primi, anzi i primi devono aiutare gli ultimi. E ho detto che alla premiazione i primi che vengono chiamati prendono l'applauso di tutti. È bello che gli ultimi prendono anche l'applauso. Quindi se non fate questo, chiudiamo le porte. Campionato maschile. Questo campionato ha giocato insieme con le squadre amatori e master. Siccome avevamo solo 2 squadre master, poi la squadra master è andata fuori dal girone e hanno giocato alla finale le 2 squadre di master. Allora, seconda classificata, amatori, master maschile, Divino Amore, Roma. La squadra prima classificata è il campione italiano, master maschile, Palombina Ancona. Campionato amatori maschile. Vediamo come l'hanno messi. Questa è una squadra nuova del mio territorio perché si sta lavorando all'interno della WISP e sono dei ragazzi belli e simpatici. Anzi vi posso dire una cosa, che una giocatrice di Torino all'interno di questa squadra c'è un bel ragazzo effettivamente che arbitra anche. La mamma mi ha chiamato e mi ha detto: mandi più spesso quel baldo giovane per arbitrare mia figlia. Reba Morri! Dov'è Nicola? Dai, quando ti sposi? Auguri! San Secondo Torino.
Pallavolo. Sestese Pallavolo Firenze. Mi fanno segno e mi dicono che hanno avuto un problema con il furgone e quindi non ci sono. Tra l'altro questi ragazzi non hanno nessun destinato federazionario, il loro campionato era master e si sono cimentati e hanno vinto negli amatori. Complimenti ragazzi! Ristrutturato il settore. Abbiamo passato 2 anni dove abbiamo incaricato la persona di seguire il settore. Con il nuovo consiglio abbiamo formato la commissione e posso dire sinceramente che è stata una commissione molto mirata e di qualità. Vinci Alberto! Cosimo Sposato. Cassanelli Daniele Stampa. I primi risultati li abbiamo visti, non gliel'abbiamo chiesto, non sono stati mai in albergo, ma sono stati in palestra a vedere le partite, a vedere gli arbitri. Questo è molto importante per noi. Un applauso, vi chiamerò uno più forte, però un applauso generale per noi. Con Francesco. Di Natale Alessandro. Mi spiace per testuarvi, questa mattina non ho trovato l'antenna sulla macchina più la portiera spassata. Gatto Luca. Una colonna bella questa. Ronchi Davide. Questo giudice di gara è speciale. Maffi Anna Maria. Maellano Miriam. Micheli Paolo. Dalla terra che tiriamo, dall'Abruzzo, Molina Alessandro. L'anno scorso ero in crisi con il terremoto di Emilia Romagna e lei mi ricorda da quelle zone. Natalino Ada. Enzo Paolo. Dopo qualche problema è tornato da noi. Guaia Giovanni. Tra l'altro è tornato e qualcuno con qualche pallonata che ha rotto anche gli occhiali.
Cacchetti Ermanno. Sempre dall'Abruzzo, per la prima volta, Favoretta Marco. Tedesco Ivan. Attenta al filo! Seconda classificata, campionato maschile femminile, DLF Livorno. Non è Gallo. Campione italiano. Master. Io caldo. Femminile, Serenissima Venezia. È un'usanza che la prima classificata del maschile sia poco come la prima classificata del femminile. Così no, lo facciamo vedere su le oro. Nel mese di gennaio si svolge il palio di Sant'Orso tra Salernitana e Sciacchione. Mediamente abbiamo 20 squadre di misto. Non riusciamo mai ad avere una rappresentanza o per minimo 4 squadre, o di maschile o di femminile. Pensateci un attimino, chiedete alle squadre, qui ce ne sono abbastanza che vengono a Salernitana a giocare dalla categoria mista, chiedete un attimino le referenze sul correo se vale la pena o non vale la pena vincere. Campionato amatori femminile, Airasca Longobardo, Bombarda Torino. Divino Amore Roma. Riprendo anch'io allora. Me lo dovete permettere un attimino. A questa squadra che è classificata terza in campionato amatori femminile mi ci sento affezionato per un paio di motivi. Ma quello più importante è che io a Torino ho creato il coordinamento della provincia di Torino e questa è la prima squadra che ha giocato nel nostro coordinamento di Torino e viene da Vercelli. Crescentino! E la strisciata? No, basta strisciate, dai.
già classificata. Ah bene, sono geloso. Tra l'altro ragazzi, il presidente si ricorda di Santena per gli asparagi. L'importante è riconoscere gli errori. Han giocato veramente una bella pallavolo, una bella squadra. Campione italiano, amatori femminile, volley pizzi di volta. E ieri sera la festa a Taglio 26, piaciuta. Gigio, se tu arrivi sempre in ritardo, non è colpa nostra. Le 3 giorni me l'hai fatta a te, ogni mattina un quarto d'ora di ritardo all'interno per poter arrivare a migliorare, no? È giusto. La prossima anno. Allora lo metteremo. Coppa, vista, fuori gioco, Ragazzi, questi sono fenomenali, questi interpretano lo sport nel modo giusto. Volley, sempre volley, Trieste. Cosa? Ah, tutto di insalata, perché io lo sto tutti che pagano dopo. Villa Volley Torino. Vuoi la mia? No, che no, peggio. la macchina è sua.
Penso che ne vuole lui le foto, credo. Io sto facendo completamente il video. Ore. Vabbè, non so se. Andiamo agli arbitri. Olimpia, Ponente, Genova. Misto, questi sono in 3. Ah, questo è 0-0, no. 10 giorni! Roma 11. No, vai. Ci sono questi? Roma 11. Si è bloccato di nuovo la macchina. Vabbè, porta. Spegnila, riaccendila. Santissima Annunziata, Firenze. Un attimo solo, quelli o quelle che stanno andando via, se possono aspettare ancora 2 minuti. Quest'anno, per la prima volta, sono dei segnali nuovi che vogliamo dare, perché ci rendiamo conto che si viene ai campionati nazionali, i nostri eventi, e si ha voglia di giocare. Abbiamo fatto per la prima volta il terzo e quarto posto. Mi auguro che dalla parte delle squadre sia qualcosa che è stato apprezzato, in modo da ripeterlo poi negli anni successivi. Vi dicevo che sarebbe bello veramente, dopo che abbiamo premiato l'ultima squadra che è la categoria Coppa Vista, tutti i giocatori, compresi anche gli arbitri, anche noi dirigenti, ci mescoliamo e riusciamo a fare una gran bella foto che sarà il nostro simbolo per andare a mettere in prima pagina sul sito. L'ho detto, oggi me l'hanno rinfacciato. Quando ha perso questi per Torino è un'istituzione, non so da quanti anni vuoi giocare a Torino. Io mi sono permesso di dire, perché li ritengo cari amici, ho detto sono venuti i vecchietti. Invece a Rimini sono